amiche, buon pomeriggio. Eccoci nuovamente insieme con questo video. Questo pomeriggio vi parlerò delle cinture fatte a mano, cinture uncinetto. Nei precedenti video, in occasione delle borsette o dei capi di abbigliamento che vi ho mostrato, di sfuggita vi ho fatto vedere delle cinture coordinate. Questo pomeriggio parleremo solo di cinture, quindi il video sarà dedicato esclusivamente a cinture più o meno eleganti o sportive. E allora iniziamo a parlare di quelle più eleganti, come ad esempio questa cintura infilato melage, un filato molto particolare che è composto da filato lucido viscosa grigio, viscosa rosa con varie tonalità di rosa, rifinito con del cotone rosa, quindi un filato elegante, particolare, molto luminoso, quindi adatto sia da sera su un abbigliamento a tinta unita, ma anche da giorno su un pantalone bianco. Guardate la fibbia, molto particolare, grande e particolare, quindi adatta su un bel pantalone jeans bianco. Questa cintura è coordinata con una giacca e poi vi farò vedere quando parlerò delle giacche fatte all'uncinetto. Questa cintura in filato lucido viscosa blu ha una lavorazione uncinetto ma particolare perché è lavorata un telaietto che si chiama forcella, quindi è una lavorazione particolare. Può essere utilizzata da giorno o anche da pomeriggio in versione elegante, sempre dipende dagli accessori e dall'abbigliamento sulla quale viene adattata. Ed infine abbiamo questo cinturone in cotone nero, particolarità di questo cinturone è questa grossa fibbia colore oro con degli smalti neri e rifinita con del lurex oro, e quindi la illumina se da adattare su un abbigliamento a tinta unita o un abbigliamento da sera o anche sportiva su un abbigliamento di colore chiaro, su un giallo, su un rosso, su un bianco. Cari amiche, io ho concluso il mio video sulle cinture. Se qualche articolo vi ha interessato, vi ha incuriosito e me lo volete chiedere in un video dedicato, un video specifico, me lo indicate, vi farò un video dettagliato. Per questo pomeriggio ho concluso. Cari amiche, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.